Va ora in onda Spazio Più. Buon pomeriggio e buon ascolto nel consueto Spazio Più col Sinape del venerdì pomeriggio. Sono Mimmo Magnetta e con me a condurre questa trasmissione al momento ci dovrebbe essere Federico. Federico, ci sei? Sì, Mimmo, purtroppo confermo. Come pure? Perché volevi essere anche tu in giro a manifestare Sì, con ovvio, tutti i a fare bella manifestanti? vita. Volevo stare in giro, poi ho fatto molti auguri per il trasferimento e quindi sono molto felice, va tutto bene. Perché ti hanno trasferito? No. Apposta. Allora è per questo, ho capito. Sì. Vabbè, ma a Antonio non che c'è. numero arriva fra un po' arriva fra un po' su Teams, perché ha avuto un contrattempo anche lui ed è dovuto rimanere appunto in quel di Brescia e al momento è impegnato in questioni varie appunto legate lì al Canton L'hanno Mombello. sequestrato in Opalme, hanno detto, quelli della flottiglia, e quindi Può darsi. abbiamo perso Antonio Fellone, peccato. Ho detto che ora è stato mandato in viaggio per il Libano, in pratica. È stato sequestrato ed è in viaggio per il Libano. Io pensavo che lo mandassero anche a lui in Albania, invece no, ci è andata male. Sì. So di una vecchia collega, di una mia amica che appunto è stata inviata in Albania come diciamo con compiti legati ai funzionari giuridici pedagogici, perché non so che cosa debbano educare in quel dell'Albania. Non devono fare nulla là, Mimmo, come buona parte delle... È un lungo discorso che non voglio fare. Tuttavia oggi gioiamo perché abbiamo il paese che è per metà bloccato, anche se... Milano è un casino, non è nella zona dove metà. abito io invece no. Sono stato a Sesto San Giovanni stamattina e tutto scorre tranquillamente. Mi pare strano, visto che era la Stalingrado d'Italia, Sesto San Giovanni, eppure invece là funziona tutto. E non ci sono più le fabbriche, è normale che funzioni tutto. Ma sono tutti pensionati e tutti i pensionati prima erano comunisti. Ma Mimmo, ti do una novità, sì. non sono le fabbriche che scioperano, sono tutti studenti e dipendenti pubblici, purtroppo, quelli che stanno scioperando. Perché certo è che, come ha scritto il professor Bagnaia, che è senatore della Lega, è strano che un sindacato come la CGIL dichiari uno sciopero generale per una cosa che comunque su cui non potevamo far niente, perché non potevamo intervenire con la Marina Militare per far arrivare la flottiglia a Gaza. Ora, con tutto il bene che vogliamo a queste persone, io sono un fan di Greta Thunberg, scherzo ovviamente, però non si poteva intervenire con la forza per farli sbarcare. Cioè, dai, saremmo entrati in guerra con Israele, è una cosa che non sta né in cielo né in terra, e nessun paese, nemmeno la Spagna socialcomunista di Sanchez, si è sognata di fare. Quindi è uno sciopero che non ha alcun senso. Non è vero, fammi contraddire, anche se non si dice fammi contraddire. Il professor Bagnaia, in Italia il potere d'acquisto, cioè gli stipendi, il potere d'acquisto è quello che ci fa con lo stipendio, è bloccato dal 1990. 35 anni in cui i lavoratori italiani, con l'inflazione e tutto, nominalmente prendono alti stipendi, ma quello che ci fai è sempre lo stesso. Su questo non è mai stata fatta un'ora di sciopero generale, sulla riforma Fornero non è mai stata fatta un'ora di sciopero generale, sull'infame Green Pass durante il Covid non è mai stata fatta un'ora di sciopero generale. Questo è il sindacato principale in Italia, la CGIL, che è talmente disperata che corre dietro ai comitati di base che invece, a differenza della CGIL, sono stati sempre molto più coraggiosi. Però non è vero che questo sciopero non serve a niente. L'ha già detto una persona più celebre di me e di te messi assieme, non so se è Tommaso Cerno, che sta ogni giorno in televisione. Lo sciopero, soprattutto che va a incidere sui trasporti, serve perché così fa la guerra a Matteo Salvini, che è il ministro appunto delle infrastrutture e dei trasporti, ma soprattutto consente a quelli che appunto sono iscritti alla CGIL, o comunque a quelli che fanno lo sciopero, di fare il venerdì, il sabato e la domenica o il weekend lungo. Mica poco, insomma. Secondo me in alcune regioni rosse, anche se tu volevi lavorare senza perdere i 50 euro che la paga giornaliera, ti obbligavano comunque ad andare, perché l'idea che mi sono fatto è così. Esistono alcune zone d'Italia dove
c'è uno sguardo parallelo che è quello della sinistra del PD, dove ti obbligano a fare le cose. Secondo me in Toscana e in Emilia Romagna è stato così, molta gente non ha avuto scelta, più il ricatto fatto da altre persone a cui è stato impedito di andare a lavorare. Sì. Perché infatti oggi sentendo Isoradio ho sentito che sia a Bologna che anche a Prato, a Calenzano ci sono stati blocchi, a parte che venendo qua io ascolto sempre Isoradio per sentire e documentarmi un attimino su come va il traffico, e ho sentito di blocchi anche nei paraggi di Milano, insomma. Però ripeto, a che serve fare lo sciopero generale il venerdì? Tanto i pensionati ci vanno già a fare il weekend libero e lungo. Forse il segretario della CGIL Landini questo non lo sa. Perché... Ma io vedo che tutti i centri sociali sono mobilitati, cioè di fatto la sinistra ha mobilitato tutta la sua base. È come se, più che uno sciopero generale, sembra una prova di forza contro il governo, come dire noi ci siamo, queste sono le nostre truppe, la sfida è lanciata, cioè noi se vogliamo vi possiamo bloccare, possiamo prendere in ostaggio il paese, vogliamo vedere ora voi cosa fate. Secondo me la sfida lanciata è questa. Non è una guerra civile, però è un avviso di sfratto, comunque un avviso, è come per dire al governo: guardate che noi ci siamo e abbiamo anche gli attributi e vi blocchiamo il paese. Questo è il primo avviso, poi vedete, perché altrimenti non si spiega. Comunque 02 92 94 7222, abbiamo un'altra linea, spero. Sì, c'è. Facciamo intervenire gli ascoltatori a casa che sicuramente avranno molto di più da dire del sottoscritto, perché comunque stiamo vedendo che una parte minoritaria del paese ha preso in ostaggio la nazione. Tutto questo non accade al sud, perché a Bari ci sono solo 8.000 manifestanti su una città che sfiora i 400.000 abitanti. Questo vi fa capire, a Napoli pure sono pochi manifestanti, fa capire che dove il disagio sociale è più alto la gente insomma fa più fatica a scendere in strada a manifestare, e questo va registrato. Mi dice chi c'è, Fellone o c'è un ascoltatore? Ok, va bene. Allora, sì, buonasera Lisetta, buonasera a tutti e due. Buonasera Lisetta, come va dalle tue parti a livello di manifestazioni? No, qua è tutto calmo, più a Milano mi sembra, mio figlio è bloccato. Abbastanza. Va bene, comunque non importa, pazienza, si sapeva che più o meno oggi succedeva così. Sì, qua è ogni settimana, però adesso sta diventando una cosa pazzesca, è troppo, dai, esagerato. Chi ha voglia di lavorare non può andare a lavorare. Io una volta sfondavo i picchetti, quando andavo a scuola mi trovavo il picchetto davanti a scuola, lo sfondavo e entravo. Sì, ecco. Poi però avevo il professore di lettere, geografia e storia, che era un non vedente, che fu arrestato poi dopo come cassiere di prima linea. Ecco, io per esempio sfondavo il picchetto, entravo dentro e lui non c'era, era lì a fare i picchetti anche lui. E vabbè, vedi, l'Italia è sempre così un po' particolare. Che ci volevi dire, Lisetta? È troppo particolare. Allora, ragazzi, stasera voglio dirvi questo, che la sinistra non fanno altro che seminare violenza, appunto di quello che stavamo dicendo. Purtroppo, e ripeto, la nostra sinistra italiana dimostra, sotto la guida della Schlein, di Conti, di Bonelli, di Frattoiani e anche di Landini, e secondo me una propensione alla violenza che seminano ogni giorno e per ogni problema, che prima o poi sfocia nel paese reale. Come purtroppo mi sembra abbiamo visto nei giorni scorsi, e forse vedremo ancora a breve, visto che sono stati proclamati altri scioperi generali, al grido mi sembra blocchiamo tutto. Il proverbio chi semina vento raccoglie tempesta, mi sembra che dica così il proverbio, mai è stato così vero come in questi ultimi periodi della vita italiana. E poi aggiungo che la vicenda della eurodeputata Salis, la guerriglia pluriennale in Val di Susa contro la TAV, i blocchi contro il TAP in Puglia con Emiliano governatore di regione in testa, sono solo, secondo me, alcuni episodi di una lunga fila di sterile e pura contrapposizione a chi la pensa democraticamente in modo diverso. Tutto qua, io vi saluto e buon fine settimana, almeno lo spero per tutti noi. Grazie. Vi saluto e grazie di nuovo, buonasera. Grazie Lisetta, grazie. Federico. Sì, io tra l'altro volevo registrare anche una cosa, visto che Lisetta viene dalle mie zone, nemmeno a farla apposta, sono nato e cresciuto a Vicenza. A me da Vicenza sono arrivate notizie che tante scuole sono chiuse e che la città è paralizzata. Questo nel Veneto, insomma,
nel Veneto che era bianco democristiano, comunque mai stato comunista, non me l'aspettavo, sinceramente. Federico, Tuttavia, possa mai che il sindaco di Vicenza abbia promesso qualche utility a chi appunto fa scioperi? Possa mai o non possa mai? Hai capito la battuta? Tutto è possibile, possa mai essere, possa mai che è arrivato, possa mai essere che lo è, chi lo sa. Comunque vediamo come risponderà il governo. Secondo me Giorgia Meloni ha sbagliato più volte a cadere in trappola alle provocazioni. Loro non aspettavano altro e lei c'è cascata alla grande. Federico, abbiamo un'altra chiamata. Sentiamo l'altro ascoltatore. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Buongiorno, sono Francesco, ciao. Ciao Francesco, prego, come va? Ma sì, va bene, io sciopero non l'ho fatto. Sei il solito crumiro, crumiro. Sì. Beh, ma non sono da solo, mi sembra che c'è un bel po', anche dove lavoro io c'era un bel po' di gente, tra l'altro ho anche un RSU interno nostro, aderente alla FION CGIL, che si è rotto le scatole di essere, da fare da gioppino al suo grande capo Landini, e qua che lavora e dà indietro la tessera, esce anche come RSU, tanto vanno fine mandato, comunque non rinnova più la tessera, non rinnova più neanche la carica da RSU, che non si candida più. Speriamo che ce ne siano molti altri, perché tanto ormai quel sindacato lì non rappresenta più le classi operaie, rappresenta diritti LGBT, diritti della Palestina, cose che non, col lavoro, almeno quello italiano, non c'entrano niente. Dovrebbe essere pagato dalle tessere per difendere i lavoratori. Poi più che altro sono tutti pensionati ormai, quelli iscritti al sindacato, e come dicevi, che il sabato loro, anche se fosse di venerdì, ma il weekend lungo lo fanno già, perché quando sei in pensione è un weekend tutta la settimana. Quello che però non puoi permetterti di fare un weekend perché la pensione è bassa, quindi devi stare attento con le spese. Comunque quello che sta succedendo non è bello il messaggio che stanno lanciando dall'altra parte, perché si sta estremizzando un po' troppo la faccenda, si stanno inserendo dentro personaggi non tanto raccomandabili, che fanno i capibastone, e poi almeno fino adesso mi sembra che non siano successi tafferugli, non sia successo niente. Ieri sera sì, ma oggi no, e speriamo di no, anche per le forze dell'ordine, che sono anche loro riguadagnati. Torino messa a ferro a fuoco, guarda le immagini di quello che è accaduto a Torino, fa paura. Torino devastata. Ieri sera? Sì, assolutamente. Intere vie devastate di ogni suppellettile, di ogni arredo urbano, dei semafori, hanno smontato addirittura i semafori. Per prendere il rame, Federico, l'abbiamo denunciato nell'altra trasmissione, che si stanno fottendo le centraline pure per Mimmo, durante la manifestazione sono stati tolti i semafori e lanciati addosso alle forze dell'ordine. Questo è accaduto a Torino, quindi so che anche in altre zone d'Italia la situazione è abbastanza accesa. Lo sai che nell'altra trasmissione, penso che fossimo con Marco Castelli, io ho detto, io non vorrei che appunto ho risparmiato tante legnate, tante coltellate, tante pistolettate quando ero ragazzo, va a finire che uscendo adesso qua da via Belleri al 41 vengo sprangato e vengo sparato. È francesismo, ma qua non verrà mai nessuno. Sanno benissimo dove andare per essere visti. Hanno ingaggiato un braccio di ferro con le istituzioni. Comunque, vediamo cosa. Per far da sponda a Francesco, io oggi, mentre ho tentato in tutti i modi di raggiungere casa mia, zigzaggando fra una via e l'altra, ho incrociato una macchina che veniva in sesto posto, tutta colpa di questi comunisti di M. E io ero comunista, ma ora non lo sono più. Praticamente stanno provocando la reazione contraria, soprattutto Landini, che quando parla scioperare è giusto, è una scelta giusta. Praticamente, se andiamo a guardare, in effetti chi fa le manifestazioni in questi giorni sono tutti ragazzini. Forse bisognerebbe fare un invito alle famiglie, ai genitori, ai papà e alle mamme a stare più accorti ai loro figli, a tenerseli attenti, perché finire in mezzo ai casini per una manifestazione non autorizzata, per un oltraggio, è un attimo, e tante volte queste denunce poi ti pregiudicano l'esistenza, ti pregiudicano appunto la professione futura, perché se hai una denuncia e ti ricavi una denuncia,
poi capace che non ti pigliano, certe aziende non li pigliano quelli che hanno denunce, insomma. Perciò papà e mamme, fate attenzione ai vostri figli, educate i vostri figli e crescete i vostri figli nella consapevolezza che certi sindacati hanno sempre fatto gli interessi loro assieme a quelli dei padroni. Cioè noi tante volte da questa radio l'abbiamo denunciato che appunto mister Landini avesse detto mezza parola, avesse organizzato mezzo sciopero contro la famiglia Elkann, contro Stellantis o tutti gli altri. Contro il governo Draghi e contro il governo Monti. Sottolineiamolo, Mimmo, perché forse qualcuno a casa si è dimenticato, ma noi non dimentichiamo il fascismo bianco, la dittatura che è stata imposta in Italia per 11 anni, governi non eletti da nessuno, cose che in Europa avrebbero fatto il disastro. Invece c'era il sindacato che era connivente con la dittatura del vincolo esterno imposta dall'Unione Europea e dei poteri forti in Italia, che hanno arricchito pochi ricchi e impoverito gran parte della nazione. Su questo la CGIL è assolutamente assente, non presente. Che è gravissimo, perché il paese è ridotto male ancora oggi. Se non peggio. Io dunque abbiamo anche con noi Antonio su Teams, vero? Però appunto prima di salutare il nostro Antonio, io volevo far andare in onda un piccolo filmato che ho fatto io ieri, perché ieri Radio Libertà è stata presente, era accreditata al convegno che c'è stato, che si è tenuto a Palazzo Reale in Piazza del Duomo a Milano, sui 50 anni del nuovo ordinamento penitenziario, che appunto e non è nuovo perché risale al 1975. Ieri faceva 50 anni e c'è stato questo evento. Vediamo se riusciamo a trasmetterlo, ascoltatelo. Noi lo stiamo facendo su 3 provveditorati, abbiamo escluso la Lombardia proprio perché c'è già una ricerca in corso. Tra gli elementi ostativi che emergono ce ne sono alcuni molto particolari. Ci sono detenuti che non chiedono nulla, e qui mi permette di sollecitare gli operatori a verificare le situazioni in cui i detenuti non chiedono nulla. Perché non chiedono niente? Non hanno un'assistenza legale, non abbiamo possibilità ovviamente anche come equip di proporre all'ufficio, diciamo, anche le misure stesse. Abbiamo detenuti che hanno avuto revoche di misure alternative, e anche credo che sull'esecuzione penale esterna c'è un ragionamento da fare anche sul sovraffollamento dell'esecuzione penale esterna, che è un altro tema che fa accomuna molti paesi europei. Abbiamo soprattutto detenuti senza riferimenti abitativi e familiari, che è uno degli elementi ostativi più importanti. A ciò aggiungiamo un'analisi di contesto complessiva, perché questo credo non possa essere sottovalutato, dei crescenti pericoli per la sicurezza interna degli istituti. E questo è un dato oggettivo. Abbiamo oggettivamente, ma ci sono anche evidenze investigative, situazioni di piazze di spaccio all'interno delle strutture. E questo è, non possiamo chiudere gli occhi rispetto a questo, quindi l'analisi è ancora più complicata se ci mettiamo gli aspetti di sicurezza, la detenzione sociale, i tossicodipendenti, gli psichiatrici, gli stranieri e tutti i soggetti senza riferimento abitativo e familiare. Non possiamo stare con le mani in mano, naturalmente. Io credo che ci siano alcuni aspetti da sottolineare. Parto dai dirigenti. I dirigenti penitenziari. Credo che sempre più adesso, anche con le nuove leve, ma io ringrazio ovviamente chi è da tempo nell'amministrazione, deve proiettarsi in un ruolo sempre più manageriale, sempre più legato alla individuazione di obiettivi, di capacità di gestione, di guidare l'amministrazione delle strutture molto complesse e molto difficili. Da questa regione, da questo distretto, è partito un metodo di lavoro che fortemente vogliamo esportare, che è un metodo che si fonda su una programmazione generale, su una individuazione di un progetto di istituto che localmente va redatto con la collaborazione di tutti gli operatori, che poi deve guidare la struttura. Se non abbiamo in questo momento storico delle guide solide, chiare, lucide, rischiamo di fare. Era l'intervento di Massimo Parisi, che è il vice capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Lui appunto faceva questa sua analisi sul fatto che appunto era stato detto durante questo convegno
che in Italia abbiamo più di 63.000 detenuti, di cui 40.000 sono definitivi e gli altri 23.000 invece no. E a cui a molti di questi appunto mancano i requisiti, tipo appunto la casa, il lavoro. E questo lui diceva, se si potesse aiutare questa, diciamo, risolvere questa problematica attraverso l'impegno dello Stato anche all'esterno, attraverso associazioni, comunità, quello che è, insomma, comunque appunto anche quello che sono i vari servizi assistenziali che fanno capo al Ministero, si potrebbe appunto assottigliare quello che è questo numero, che 23.000, insomma, abbastanza importante. E con questa cosa voglio salutare appunto Antonio Fellone, che è in collegamento con noi. Vediamo se riusciamo a vederlo. Buongiorno a tutti, mi sentite? Ti sentiamo, sì, però io non riesco a vedere. Ecco, ora ti vedo anche. Quanto si bella Antonio. Che è tanta roba, voglio dire. L'audience adesso sale, che è un piacere. Intanto buongiorno, grazie sempre alla Libertà per l'opportunità. Oggi sono dovuto arrivare in ritardo perché ho avuto un problema, quindi altrimenti sarei venuto addirittura di presenza, ma ci vedremo sicuramente venerdì prossimo. Ho ascoltato una parte dell'intervento di Federico sul discorso delle manifestazioni. Se mi permettete, io dico la mia. Per me non sono manifestazioni, ma sono semplicemente atti delinquenziali, perché la manifestazione è tutt'altro. Soprattutto io che faccio il sindacalista da 24 anni, per me manifestare significa mettersi con una bandiera in mano, urlare i propri diritti, ma restando al proprio posto, far sì che chi è detero ad ascoltare ascolti. Non certamente, io ne ho fatte centinaia di manifestazioni, ma non mi sono mai sognato di andare a spaccare vetrine, di andare a spaccare auto, di aggredire altre forze di polizia, di fare guerriglie o altro. Queste non sono manifestazioni, ma ripeto, atti delinquenziali. Infatti, a tal proposito, Antonio, ho letto ieri su Televideo che la Procura di Milano ha già avviato degli avvisi di garanzia su persone che sono indagate, che sono state riconosciute dai filmati, e stanno partendo i primi provvedimenti. È il minimo, guardi, io direi pure altro. Quando io sento urlare di Stato fascista, governo fascista, ogni manifestazione di questi signori sento urlare sempre la stessa frase, governo fascista. Guarda, io credo che se ci fosse un po' di fascio, senza tornare su argomenti che scottano, certamente questi personaggi non potrebbero fare quello che fanno attualmente, perché, ripeto, sono atti delinquenziali che in democrazia si lascia manifestare, ognuno può e deve manifestare le proprie idee, assolutamente siamo in democrazia e credo che ognuno lo faccia liberamente, però ciò non significa che io debba usare queste situazioni e quindi strumentalizzare ciò che sta accadendo nel mondo per dar sfogo alla mia frustrazione che ho all'interno, perché questo sta accadendo in tante città. D'altronde la sinistra l'ha persa lei le elezioni, le ultime elezioni l'ha persa la sinistra, perciò... La cosa brutta è questa, forse non hanno capito o lo fanno apposta, che con questo modus operandi non attaccano il governo o i posti di potere, ma attaccano la povera gente che nel quotidiano va a lavorare e deve vivere disagi creati da questi 4 disagiati, perché per me sono persone disagiate queste, ma sono disagiati proprio mentalmente. Antonio Fellone, perdonami, ci dobbiamo interrompere perché abbiamo la pubblicità. 2 secondi di pubblicità e poi ricominciamo. Pubblicità. Ok. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net.
semplicemente la tua radio. Rieccoci, siamo sempre su Radio Libertà, questo è sempre lo Spazio Più in collaborazione col Sinappe. Con me c'ho Antonio Fellone, segretario generale aggiunto del Sinappe, nonché capo dipartimento carceri e polizia penitenziaria della Lega e assistente del sottosegretario Ostellari. Stiamo cercando di ricontattare Federico che è cascata la linea. E prosegue, Antonio, stavi dicendo che appunto questi sono... Assistente capo coordinatore del corpo di polizia penitenziaria, ma collaboratore del sottosegretario Ostellari. Quindi assistente di Ostellari non è la stessa cosa, dai, mo. Vabbè, comunque, detto ciò, questo disagio l'ho vissuto io sulla mia pelle, persone che conosco io ieri, per esempio, nel rientrare da Roma. Ieri c'era un caos totale e in stazione non mi sembra di aver visto né Meloni né Tajani né tantomeno Salvini né esponenti del governo, ma c'erano persone che rientravano magari da lavoro, gente che doveva recarsi in ospedale, gente che rientrava dall'ospedale. Quindi voglio dire a questi signori, tra virgolette, che il caos che stanno combinando, il danno lo fanno solo ed esclusivamente alle persone per bene, alle persone che veramente vivono già di per sé situazioni delicate e particolari, e mi riferisco a chi purtroppo è costretto a viaggiare per questioni di salute. Quindi vergognatevi, 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 perché queste non sono manifestazioni, ma come dicevo prima sono atti di violenza. Quindi a questo punto io fossi al governo, magari dire ok, perfetto, allora siccome che ci gridate in continuo governo fascista, qua non bisogna mai parlare del fascismo, è cosa passata, non esiste più fortunatamente, ma io inasprirei, direi alle forze di polizia mani libere, perché basta, è triste anche vedere poveri colleghi che devono garantire l'ordine pubblico, li vedi lì in 5, 6, 7, 10 aggrediti, umiliati e non possono muoversi, perché basta uno scemo che si muove, no, di collega, perché come diceva anni fa che ci ha apostrofato cretini, ma non mi ricordo se era un questore o un ex capo di polizia o altro, basta un cretino che prova a fare il suo lavoro, c'è il decelebrato, no? Come ho detto prima, il disagiato col cellulare in mano che ti fa il video e ti posta in rete e arriva il magistrato che magari via e ti rinvia pure a giudizio solo perché hai fatto il tuo lavoro. Questa è una cosa schifosa, perciò io dico sempre mani libere alle forze di polizia. Tu hai il diritto di manifestare, ben vengano le manifestazioni, ognuno deve poter esprimere il proprio pensiero, però manifestare è un conto, commettere atti vili, commettere violenza e prendersela con le persone che in tutta questa storia non c'entrano nulla. O c'entrano nella misura del lavoro che fanno, della divisa che indossano. Voglio fare una domanda. Ma io parlo del disagio che stanno creando a tutti i cittadini che, se parliamo del disagio dei trasporti, che sono costretti a muoversi per andare al lavoro, o chi ripeto, per problemi di salute è costretto a viaggiare per recarsi in vari ospedali dello Stivale. Quindi fate schifo. Ma sinceramente fate schifo. Aggiungo la voce anche di Sveva, che oggi non c'è, la mitica regista di Radio Libertà, che lei oggi non è potuta venire a causa di questi scioperi. Federico, io ieri in quell'evento in cui si celebravano i 50 anni del nuovo ordinamento penitenziario, appunto è stato... Sì, che io Mimmo non ho sentito nulla, è partita una voce metallica davvero, e io giustamente butto giù la linea perché quando non sento... la mia regola è butto giù, mi richiamano appena il problema si risolve. Dopo ti manderò allora... Come al solito ho apprezzato il fatto che tu non hai presentato nemmeno chi stava parlando. L'ho presentato, no, vabbè, lo faccio adesso. Era Carmelo Cantone, era il moderatore. C'era Massimo Parisi, che era il vice capo del dipartimento, e l'ho detto. Sì, cioè sì che è, insomma. Prima è stato direttore in diverse carceri qua della... da cui Monza e Milano bollate, ricordiamo. Eppure opera,
pure opera, Sì, dice sì. Comunque vabbè, insomma, lui appunto ha detto parole chiare e precise, ha parlato appunto di quello che è la situazione legata ai 63.000 rotti detenuti nelle carceri italiane, di cui 40.000 definitivi e 23.000 invece a cui però mancano, che potrebbero usufruire di benefici vari, ma mancano dei minimi requisiti, cioè la casa o il lavoro. Ma non è di questo che volevo, di cui volevo farti, su cui ti volevo fare la domanda. Ieri in questo evento c'erano tutti i vari comandanti di tutte le galere della Lombardia. Mi sono messo a chiacchierare con uno che arrivava da Sondrio, questo era un ispettore, no? E praticamente mi ha detto che anche nella tranquilla Sondrio, la galera di Sondrio ha i suoi problemi. Se è un giovane ispettore lo conosco. No, tanto Molto giovane bene, no, assolutamente. dice che aveva No, no. 24 anni di servizio, perciò... No, allora no, va bene. Però appunto in pratica ho parlato con lui, ho parlato con altri 3-4, insomma tutti quanti mi hanno rappresentato quelle che sono le difficoltà, quelle che sono le emergenze quotidiane che appunto ognuno di voi che indossa la divisa della polizia penitenziaria deve affrontare. Sono un po' sempre le solite, le cronache ne sono stracolme, insomma. E tutti quanti appunto, allora Massimo Parisi diceva che appunto bisognerebbe creare appunto un programma da seguire in maniera, a partire dall'ultimo agente al più grosso dirigente. Ieri ho avuto il privilegio di conoscere anche un generale della polizia penitenziaria, io non pensavo che esistessero ancora. Questo era il vecchio comandante della scuola di formazione di Verbagna, no? Cioè, ho visto i gradi di generale puntati su una divisa della polizia E penitenziaria. chi era? Aveva i capelli lunghi per caso? No, ce l'aveva brizzolati, non corti, ma insomma, e comunque appunto ho avuto sto piacere di conoscere anche loro. Ho potuto vedere appunto fior di commissari, ripeto, ispettori superiori, cose varie, generali vari, e però tutti quanti in pratica erano lì che si lamentavano di quello che gli agenti che stanno in sezione devono vivere. Allora, quando tu mi racconti certe cose, tu che appunto stai in prima linea ogni giorno, e io le ascolto in una certa maniera, ma quando poi appunto questi commenti arrivano pure da chi appunto vi comanda, cioè dagli ufficiali superiori, significa che appunto è una cosa che è sotto gli occhi di tutti, e allora penso che sia dovere dello Stato risolvere appunto queste problematiche. Io faccio politica sindacale da una ventina d'anni e passa, e io ho sempre cercato, attraverso la politica sindacale che ho applicato, di difendere i lavoratori. Penso che appunto tutte queste altre uniformi che erano raggruppate ieri là a Palazzo Reale in Piazza del Duomo devono prendere anche strillare loro, insomma, perché appunto se strilli Beh, tu... Mimmo, su una cosa però possiamo gioire, vuol dire che la polizia penitenziaria è sana, funziona, perché se tutta la catena di comando, dall'ultima ruota fino alla più alta, si lamenta e denuncia che in pratica il sistema è fallito, non regge più, vuol dire che la polizia penitenziaria funziona non bene, meglio, cioè la riforma a qualcosa è servita. Sì, tanti Su l'hanno questo non detto posso che gioire. tanti l'hanno Il detto che problema è le che carceri il italiane restante non personale avrebbero... civile il tanti problema restante personale civile, basta che arriva un direttore, abbiamo narrato delle meravigliose vicende di Pavia, ma potremmo narrare 200 istituti penitenziari, quello che basta che arriva un direttore che si sveglia la mattina storto e sfascia un intero carcere, purtroppo. E non è l'unica, perché per tanti anni al Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria c'è stato un signore che ha preso e ha devastato tutto il modus operandi, inventandosi la vigilanza dinamica, le telecamere ovunque e tutta una serie di disposizioni che hanno completamente distrutto quello che era un sistema che, seppur antiquato, funzionava. E io mi ricordo nel 2012, quando ho cominciato, era un altro mondo e le cose funzionavano abbastanza. Poi man mano che questo signore implementava le cose, si è devastato un sistema che, con tutti i problemi che aveva, comunque funzionava anche con numeri di tassi di sovraffollamento molto più elevati. Ecco, è cambiato il mondo e nel frattempo è stato distrutto da 11 anni di governi non eletti da nessuno un sistema che insomma reggeva, teneva la botta. Ora il sistema è completamente sfasciato ovunque
e non si può più, abbiamo detto un sacco di volte, affrontare la situazione con i mezzi ordinari. Vanno prese misure straordinarie, così avanti non si va. E quindi io ribadisco l'invito al governo, se non si vuole trovare questi problemi anche in carcere, perché partono le piazze, poi magari potrebbero partire anche qualche istituto penitenziario. Voglio ricordare che in Nord Italia gran parte dei detenuti hanno origine nordafricana, la questione palestinese per la popolazione di origine araba è identitaria. Facciamo attenzione, l'estrema sinistra nelle carceri più volte ha mobilitato e ha diretto rivolte da fuori. C'è una pista anarchica anche nelle rivolte del 2020. E facciamo attenzione, il sistema è fragile, è molto facile che accadano cose brutte, quindi il governo dovrebbe intervenire. Io ribadisco, invito, i mezzi ordinari non funzionano più. Abbiamo visto addirittura il Presidente della Repubblica intervenire a gamba tesa sulla nomina del capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Io non credo che non ci sia più nulla da aggiungere. Cosa si aspetta a intervenire? O si interviene oppure sarà il corso degli eventi a travolgere tutto, perché la situazione è grave da ogni parte d'Italia. Poi arrivano situazioni come Catanzaro qualche anno fa, Foggia, oppure la ciliegina sulla torta a Pavia con i profiterol. Che volete di più? Che sono i profiterol? Cosa sono i profiterol? Ci sono. No, con i profilattici distribuiti ai detenuti, i profiterol, no? Così. Io vorrei ridere, è tutto vero ragazzi a casa, mi dispiace, e pagate tutto voi. Però comunque ci sono anche dei casi eccellenti. Per esempio io ho conosciuto la presidentessa di una fondazione che mo non mi ricordo più come si chiama, che è quella che ha dato vita a In Galera, che è un ristorante che c'è a Bollate, dove si mangia... Ma Bollate, Mimmo, purtroppo è uno specchietto per le allodole. È uno in Italia, è la punta di diamante dell'amministrazione penitenziaria, arrivano soldi, mezzi, strutture che tutti i carceri in Italia si sognano. È inutile che si continua ad andare a far vedere le telecamere a Bollate, che bello Bollate, recuperiamo i detenuti, appena si parla male, Bollate qua, Bollate là. Federico, gli altri 199 istituti in Italia. Federico, ti devo confessare una cosa, l'unico mezzo di informazione, l'unico media che era presente ieri era Radio Libertà. Io non ho visto altri giornalisti, non ho visto telecamere, ci stava solo uno che appunto aveva la macchina fotografica e la telecamera, ma aveva tanto di placca della polizia penitenziaria, ma l'unico giornalista fuori dal coro ero io. Ufficio stampa del corpo, a cui auguro il buon lavoro e li vedo con invidia lavorare, beati loro, ecco. Comunque appunto, cioè, praticamente lì non vi si è affilati nessuno, praticamente, dato che sono tutti quanti impegnati ad andare in giro a strillare Free Palestine, a urlare contro la Meloni perché appunto non ha riconosciuto lo Stato della Palestina. Mimmo, ma non ci salverà nessuno, non è che verranno i pompieri a salvare la polizia. No, ma tu stavi dicendo, tu stavi dicendo una cosa giusta, bisogna stare attenti perché quello che accade fuori, quello che accade nelle città, quello che è accaduto a Milano, a Torino, quello che è accaduto a Bologna, a Roma, a Napoli, quello che sta accadendo un po' dappertutto, sicuramente, tranquillamente accadrà anche nelle galere italiane. È successo in Danimarca, giusto? È successo a Manchester, dove appunto 3 persone sono state uccise. Quello che accade fuori accadrà anche dentro. E l'unica speranza è che, almeno per voi che lavorate nel settore, che lavorate nelle prigioni, è che non comincino a mandare i droni non solo per consegnare droghe e telefonini, ma non cominciano a mandare i droni per bombardare pure, perché questo può essere, insomma. No, gli obiettivi militari sono ben alti, Mimmo, davvero, sarebbe come sparare alla Croce Rossa, questo non verrà mai fatto. Perché mi auguro che chi ha il governo agisca di conseguenza, perché la situazione è grave. È inutile continuare a dire la tensione, la guerra qua, la guerra in Ucraina, mobilitiamoci. Se si intende costruire una società militarizzata comunque più sicuritaria, è brutto da dire, bisogna farlo anche nelle carceri. Non si può permettere a personaggi che fanno quello che vogliono fuori di poterlo fare anche dentro e di cambiare carcere su carcere, continuare a ripetere gli stessi comportamenti e restare impuniti, perché purtroppo questo avviene addirittura nei carceri della stessa regione. È una cosa che si denuncia da anni, così avanti non si va. Antonio, cosa ne pensi tu? Ti vedo riflessivo.
Vabbè, se ascoltavo quello che diceva Federico e mi trovo pienamente d'accordo, perché come dicevo io prima, tra l'altro, no? È arrivato il momento di mettere un freno a tutto ciò che sta accadendo, perché il rischio è concreto che ciò poi possa portare anche delle idee maldestre all'interno degli istituti penitenziari e poi si arriva ad un punto di non ritorno, perché come dicevo prima, manifestare è giusto, viva le manifestazioni, perché significa democrazia. Però quello che stiamo vedendo noi su tutto il territorio nazionale nulla a che vedere con le manifestazioni, perché, ripeto, manifestare con una bandiera, urlare il proprio pensiero, discutere, va tutto bene. Ma noi oggi non stiamo vedendo questo, ma stiamo vedendo tutt'altro, stiamo vedendo assolutamente atti violenti, una violenza inaudita. Quindi questo è un qualcosa che deve far riflettere e come dicevo prima è arrivato il momento comunque di scendere in campo fortemente, liberando le mani alle forze di polizia e cercando di far ritornare l'ordine, perché oggi è al serio rischio l'ordine e la sicurezza di ogni cittadino. Perché, ripeto, l'ho visto ieri, l'ho vissuto sulla mia pelle, ma come ho visto tantissime persone incazzate nere, che c'era gente che tornava dall'ospedale o doveva recarsi in ospedale, c'era gente che tornava da lavorare, c'era gente che viaggiava per la qualsiasi e grazie a questi, tra virgolette, signori hanno dovuto subire delle situazioni veramente fastidiose. E quindi, ripeto, va bene tutto, va bene manifestare, va bene pro PAL, pro Ucraina, pro Russia, pro Hamas, tutto quello che volete voi, però basta che lo si fa nel rispetto delle regole, perché civilmente nel rispetto delle regole, altrimenti vuol dire che non state manifestando, ma state usando un pretesto per sfogare la vostra frustrazione e il vostro odio e rancore verso contro chi non la pensa come voi. Purtroppo chi appartiene dall'altra parte è così, è un dato di fatto, o la pensi come loro o sei un nemico da attaccare e questa è una cosa estremamente grave, quindi tocca, come diceva Federico e mi trovo pienamente d'accordo, metterci un freno, ma per poter garantire l'ordine e la sicurezza all'interno del nostro paese, perché altrimenti il rischio è concreto che ciò possa poi essere trasmesso anche all'interno degli studi penitenziari e magari si può tornare ai tempi del 2020 dove abbiamo vissuto veramente una situazione assurda. Quindi su questo, ripeto, lo urlo, manifestare sì, perché è democrazia, ma queste non sono manifestazioni, sono atti violenti e questi signori vanno fermati con tutti i mezzi. Punto, perché sono dei cretini. Antonio, però qua è il gatto che si morde la coda, se li fermi e li arresti, dove li metti? Aumenti ancora di più l'affollamento carcerario. Oh, poi dopo hanno ragione. Mimmo, ti risponderei in un modo, ma non posso risponderti perché siamo in radio, quindi ma non è la fascia protetta. La soluzione c'è, è il Presidente della Repubblica che deve intervenire, è il garante della Costituzione dell'ordine pubblico, della democrazia, deve convocare le parti sociali, CGIL, USB inclusi, ci si siede in un tavolo e si parla, perché questo è un compito che spetta a Sergio Mattarella, si ricordasse anche di fare il Presidente della Repubblica quando lo deve fare. Altrimenti questo è il preaperitivo della guerra civile, perché a me sembra che davvero il vento che soffia è proprio brutto, cattivo. Questi hanno fatto vedere con tutta la loro forza e la loro potenza cosa sono in grado di fare. Che succede se l'altra parte reagisce male? Che succede se lo Stato calca la mano? Perché questo aspettano. Quindi se il Presidente della Repubblica si ricorda ancora di esserlo, deve convocare le parti, CGIL, USB, potere al popolo, tutta l'estrema sinistra, il governo, le parti sociali, e dice, ma dove vogliamo andare, cosa vogliamo fare? Questo dovrebbe fare un Presidente della Repubblica nel suo ruolo di garante. È intervenuto tante volte gamba tesa, mi aspetto che per una volta insomma faccia il suo dovere, altrimenti il rischio di disordini gravi c'è, perché loro aspettano la risposta violenta dello Stato, del governo dei fasci, la reazione, tutte queste cose qua che si sente insomma da 50 anni parlare in Italia. Anche perché, scusatemi, perché poi a una certa
vita le persone per bene si scocciano, si rompono le scatole, e se si rompono le scatole per le persone per bene, ha ragione Federico, si arriva veramente alla guerra civile, è un tutto contro tutti, tutti contro tutti. Quindi ripeto, va messo un punto, queste persone vanno, tra virgolette, calmate, e come dicevi tu Mimmo, sì, se non rispetti la legge vai in galera, STI come si dice a Roma, no? Non lo dico per una questione di correttezza, STI, ti fai la galera, punto, c'è la legge va rispettata. Ripeto per l'ennesima volta, perché qua uno non vuole passare per quello che non è, manifestare democrazia, evviva chi l'ha conseguita, l'ha ottenuta questa democrazia. Ma è un conto è manifestare, è un conto è fare i delinquenti, e questi signori stanno facendo i delinquenti, perché veramente c'è un odio che è assurdo, e si sta sfruttando questo pretesto della Palestina per scaricare tutta la frustrazione che hanno dentro, frustrazione, odio e rancore, ma lo vediamo verso le forze di polizia, ma lo vediamo anche gli atti che vengono commessi contro i poveri negozianti che si trovano distrutto un negozio, contro il povero Cristo che si trova distrutta una macchina, contro la qualsiasi, quindi veramente con dei basta. Con dei professori universitari, Antonio, ricordiamo, scusa se ti interrompo, c'è professori che vengono picchiati mentre fanno le lezioni. Assolutamente. A questi livelli. Stiamo andando verso un mondo parecchio differente rispetto a quello a cui siamo stati abituati in tutti questi anni. Ripeto, la maggior parte della colpa è nelle famiglie, che evidentemente non trasmettono ai figli la giusta educazione, e poi comunque anche dello Stato che non fa lo Stato. Cioè, noi in certe zone d'Italia, ma non mi mandate quel paese, abbiamo uno Stato parallelo, che è appunto quello di certe organizzazioni criminali che sono più presenti. Cioè, lo Stato deve tornare a fare lo Stato, se c'è Stato, Dal se capo ci dello sei Stato, batti un Mimmo, dal capo colpo. dello Stato in giù. Vabbè, ma se il capo dello Stato ormai c'è una certa età, poi in Lo fondo so, ma se non è in grado si dimette e lo fa fare un altro, perché ricordo che questo è un vulnus costituzionale. Quando Napolitano fu rieletto, con tutte le critiche, le cose brutte che si dicono su Giorgio Napolitano, fu un signore, perché dopo un anno si dimise dicendo: non è normale che io faccia Presidente della Repubblica per 2 mandati. Ecco, se Sergio Mattarella non è in grado di fare il Presidente, si dimette, perché questo è il suo secondo mandato, e già questa è una cosa che non dovrebbe esistere a livello di prassi costituzionale, da una persona con più energia il potere di intervenire. Ma abbiamo visto in tanti casi, come nel caso della nomina del capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che quando vuole intervenire, interviene alla grande. sì. Non è che lui lo deve fare, c'ha il suo staff, il Quirinale non so quanti mila dipendenti, costa circa 200 milioni di euro ai cittadini italiani all'anno. È un potere che nella nostra Costituzione dovrebbe placare e garantire tutti, e quindi secondo me il Presidente della Repubblica dovrebbe intervenire prima che sia troppo tardi, perché poi chi paga la violenza sono anche le istituzioni. Non pensi chi sta in alto nel colle più alto o nel chiuso dei palazzi che quello che succede nelle piazze poi non arriva se la violenza esplode. Guarda, Federico a Mattarella, ucciso il Presidente del Consiglio, voglio ricordare. Sì, a Mattarella non glielo puoi dire questo, perché lui l'ha pagato anche in prima persona. Allora bisogna, non è elegante, ma bisognerebbe ricordare a Mattarella quello che ha pagato lui come familiare, perciò appunto non facesse quello che è il suo dovere, perché appunto qua il tempo della rivolta è in atto. E chi lo deve fare se non la Chiesa Cattolica, Mimmo? Scusami, deve fare poi diventa il Papa il capo dello Stato se fa una cosa del genere. La Chiesa Cattolica è capace di fare cose del genere. Forse sarebbe meglio, forse sarebbe meglio. Vabbè, comunque, scherzi a parte, siamo giunti anche oggi alla fine del nostro tempo, però ecco, è la fine del nostro tempo, della nostra trasmissione, però non è la fine appunto di questo mondo che sta andando veramente a scatafascio. Qua se non si pone rimedio sono cavoli senza zucchero. Mimmo, posso salutare un grande colognese che ci ha lasciato? Prego, fai. È morto un grande artista di Cologno Monzese, un uomo che ha donato la sua voce e la sua arte musicale a generazioni di colognesi. È morto Johnny Stoico alla giovane età di 86 anni, pardon. Siccome è stato un personaggio seppur minore comunque che ha segnato la vita artistica di Cologno Monzese,
ecco, lo volevo ricordare come è giusto che sia. No, va bene, Johnny Mimmo lo Stoico. conosci, non far finta di niente, che lo Ah, conosci sì? anche tu. E che canzoni ha cantato Johnny Stoico? Non lo so, però ha lietato la vita di generazioni di colognesi, quindi è giusto ricordarlo. Antonio, chi vuoi ricordare tu oggi? No, voglio solo ringraziare come sempre Radio Libertà, grazie a te Mimmo, a Federico. Venerdì prossimo spero di esserci di presenza, ma deve esserci anche Federico per la di presenza venerdì prossimo, che comunque poi parleremo e torneremo a parlare anche, diamo lo spazio che merita al nostro corpo, quindi al corpo di polizia penitenziaria, però ovviamente non puoi non parlare di ciò che sta accadendo in Italia, quindi è giusto che si dà la priorità alle cose in questo momento importanti e serie, quindi serie perché comunque, ripeto, come dicevo prima, si sta mettendo a repentaglio l'ordine e la sicurezza di tutta la nazione, quindi su questo bisogna un attimo fermarsi, riflettere e cercare delle soluzioni, perché avanti non si può andare. Detto ciò, ci vediamo venerdì, grazie a te sempre Mimmo, grazie alla regia, grazie a Fede. Come dico sempre, viva la polizia penitenziaria, viva il SINAPPE, buon weekend a tutti. Ciao Antonio, Federico. Ciao a tutti.